Resta preoccupante il livello di allerta per l'inquinamento atmosferico. Almeno fino a mercoledì confermato il livello rosso e le relative limitazioni nel territorio comunale di Vicenza, in attesa che ARPAV pubblichi il nuovo bollettino aggiornato sul livello delle PM10. Tra le misure di contenimento degli inquinanti previsto dalla Regione Veneto c'è anche l'organizzazione delle domeniche ecologiche che riducono drasticamente l'inquinamento in tutte le diverse forme, non solo quello atmosferico. Ieri si è conclusa la domenica ecologica organizzata in città dedicata al tema dell'inquinamento acustico. Per quanto riguarda la circolazione, la polizia locale ha fermato 22 vetture che viaggiavano nella zona vietata, 5 quelle sanzionate per il mancato rispetto del blocco del traffico e 10 vetture beccate sono risultate in regola perché alimentate elettricamente. È stata l'occasione anche per promuovere una raccolta dei rifiuti abbandonati. Nel quartiere San Pio X protagonista l'associazione Plastic Free che con i suoi volontari ha incoraggiato i residenti a prendersi cura del proprio quartiere. La giornata si è svolta benissimo, sono venute 26 persone a darsi da fare per 3 orette a pulire tutto il quartiere di San Pio X. Abbiamo visto la partecipazione anche di un gruppetto di giovani scout e alcune persone del quartiere, che lo scopo principale è far partecipare chi abita nelle zone che noi andiamo a sensibilizzare con la bonifica dell'ambiente e il messaggio di tenersi più cura del luogo dove si abita. 400 sono stati i chilogrammi di rifiuti rimossi dall'ambiente e quindi anche qui l'attività di pulizia e di bonifica è stata importante.